penso che sia un ristorante al castello e io come al solito non so mai un cazzo. E questo è il coniglio di Eva. Scorreggia. Ciao. E questa è Nina, la gattina di Eva. Lasciamola dormire, dai. Guarda qua che cielo spettacolare. Mi dispiace tantissimo il non avere l'altra macchina per fare un bel timelapse. È domenica. Bene, adesso contestualizziamo un attimo. Ma dai Eva, vieni qua. Cosa diciamo? Ciao. E questa è Eva. Ciao. E queste invece sono altre due ragazze della pallavolo. E siamo venute ad Artegna per vedere una partita delle nostre avversarie. Certo. Così non lo sa nessuno. Ma più che altro sono venuta ad Artegna perché sapete che giovedì probabilmente verrò di nuovo qua a fare qualche video. Comunque piove, quindi passiamo direttamente al lunedì. E siamo al campo della Fenice perché serviva la spring. Dai. Mi sono appena staccato dal PC che dovevo montare il video che andrà in onda penso domani. Devo ancora finirlo stasera. Pettorino collare quale scegliere e lo trovi qua sopra. Andiamo a fare la lezione. Anche per oggi abbiamo finito, torniamo a casa, torno al PC a finire di montare il video e ci vediamo. È martedì, giusto? E andiamo subito a fare una lezione. Quindi direi che guarda le pecore invece. Bene, anche per oggi solo cani. Quindi andiamo mercoledì e anche oggi cani. Ed ecco che abbiamo finito anche questa lezione. Io sto andando con la spring a fare una passeggiata che volevo fare un po' di foto a questo tramonto, che però mi sa che sono troppo tardi. Allora ho fatto una corsa matta, non è tanto lunga, è tanto alta, è abbastanza verticale. Madonna, e il tramonto è già finito. O meglio, sì, guarda, carino, piccolino. Ho fatto un po' di attività fisica, dai. Spring. Quanto abbiamo corso? Un po'. Comunque qua siamo a Spessa. Vedi, manco mi ricordo. Se ti ricordi, non so se l'hai visto, comunque ho fatto anche qualche foto che trovi in caso su Instagram. Noi da qui andavamo su questa bella stradina tutta stradata bene. No? Guarda adesso. E la stradina stradata bene non c'è più. Posto, bella la passeggiata, no? Comunque guarda qua che panorama comunque sia. Guarda qua. Guarda. Tutta questa pianura, comunque dietro le montagne. E lì la Pingia. Passiamo a...
riprendiamo la nostra visita qui ad Artegna. Da qui penso che si salga dal fondo del paese, non lo so. Fatto sta che arrivati qua su ti trovi questa cosa qui. Bella, no? Hai visto? E questa è una chiesa grandissima, un pochino di panorama. Beh, adesso invece andiamo a vedere quello. Penso che sia un ristorante al castello e io come al solito non so mai un cazzo. Guarda che bellino però, no? Guarda. Ah, carino. Ui là. La cisterna del castrum. E i resti qui visibili appartengono. Era costruita per reggere un altro solaio ed era questa cosa qui. Di più, come sempre, vieni a leggertelo tu. Non voglio essere antipatico, voglio solo invitarti a venire a visitare questi posti. Inspire me. Inspire me. Anche la campana, vedi? Guarda che bello squarcio da qua, oltre alle campane. Guarda. Madonna come tremo. Madonna! Intanto che le campane smettono di suonare, io sto preparando il set per un nuovo video che parlerà della pettorina, precisamente come indossarla correttamente. Eventualmente troverai il video qua sopra, quindi partiamo a registrare. Ciao Adamo, ciao. E abbiamo finito il video dell'attività. Adesso noi torniamo giù e mi sa che dovrò scappare perché pomeriggio poi abbiamo degli impegni. Inspire me. Va bene, purtroppo quella di oggi è una gita veramente breve, quindi noi ci vediamo a venerdì e per continuare la settimana dedicata ai cani ci vediamo un altro cagnolino. Tornando verso casa, guarda cosa ho trovato. Guarda, casino che non fanno, madonna. Lo vedi l'asino? L'altro asino? Insomma, tanto. E in mezzo alle pecore. E lì c'è, guarda il pastore, hai visto il pastore? Guarda il pastore. Assieme al vento, ovviamente. Beh, comunque questa sarà intanto un'immagine di copertina che con i cani c'entra sempre. Bene, a parte il vento, ma adesso passiamo veramente a... È sabato. Oggi siamo usciti per una passeggiata, andiamo a fare un bel bagnetto al fiume, guarda qui, che bel panorama. Guarda, qua c'è il fiume, le roccelline, lassù c'è il vento. No, qua c'è il vento, lassù ci sono le montagnette, questo bel panorama. Che spettacolo. Ok, dopo questa piccola escursione al fiume, qualche bagnetto e esserci ricaricati di questi bei panorami, possiamo passare domenica. Ed anche oggi siamo qui per una lezione mista a socializzazione
mista giochi, mista varie cose, mista guarda. Ok, con tutti questi cagnolini che hanno partecipato alla socializzazione, passiamo direttamente a... E qui si conclude anche questa settimana. Dove siamo? Qua siamo su una strada un po' asfaltata, perché abbiamo sbagliato strada del ritorno della passeggiata che vedrai a questo punto la prossima settimana. Questa settimana abbiamo parlato tanti di cani, era dovuto, almeno una settimana dovevamo parlare di cani, fanno parte, la parte principale praticamente della mia vita. Detto questo, spero che questo video ti sia piaciuto. Se vuoi seguire il video della prossima settimana non ti resta che iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video. Se questa settimana ti è piaciuta, metti un mi piace, condividilo e commenta dicendoci tutto quello che ti passa per la testa. Ora noi ti lasciamo a questo splendido... Aspetta. Ce la fai? Quindi adesso noi ti lasciamo con questo splendido panorama che c'è alle mie spalle, quindi un saluto da Tiz e Spring che è qua dietro, noi andiamo di là, quindi ciao!